analizziamo la partita, la classifica non la guardiamo. E chiaramente è stata una partita tosta, difficile, contro una buonissima squadra. L'avevo detto alla vigilia che questa è una squadra, anche se mancava qualche elemento in loro, era una squadra che doveva dare testa al Catania e poi si è perso un po' per strada, ma resta la qualità della squadra e l'organizzazione. Partita dura, siamo passati in svantaggio, non era facile recuperarla, passati in svantaggio sul finire del primo tempo, poi siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo avuto anche qualche buona occasione per vincerla, però direi che il pareggio mi sembra un risultato giusto e i miei hanno fatto una buona partita. Non eravamo sicuramente brillanti come siamo stati di solito in casa, però c'è da mettere che di fronte avevamo una grande squadra. Mister, abbiamo sentito prima il suo collega Romano, ha parlato di un pareggio giusto contro una squadra molto forte. Lei è d'accordo? È stata una bella partita, noi sapevamo di trovare una squadra forte perché poi i punti in classifica lo dimostrano, una squadra che gioca bene, una squadra che ha in rotulo uno dei migliori giocatori, ragazzo che io ho avuto a Brindisi e che ritengo un giocatore forte, quindi sapevamo di venire qui e fare una partita difficile anche perché noi attraversiamo un momento da quando sono arrivato io dove stiamo cercando di recuperare tanta gente, però devo fare un plauso ai miei ragazzi perché oggi secondo me abbiamo affrontato un'ottima squadra facendo anche noi un'ottima prestazione e con più cattiveria, con più attenzione a mio avviso era una partita che potevamo spostare ancora di più dalla parte nostra, però quando poi le partite finiscono pari non puoi fare altro che accettare il punto e andare avanti, però noi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ai punti, forse per quello che è successo anche in campo, per una situazione del primo tempo, parlo quella di Terranova che si era presentato quasi solo davanti al portiere, secondo me lì la partita poteva completamente cambiare, però non è cambiata, accettiamo il punto e faccio complimenti anche alla squadra avversaria. Volete i playoff? Volete rimanere in griglia fino alla fine? Certo, noi ci giochiamo la Coppa che è importante, però allo stesso tempo non vogliamo uscire dalla griglia playoff perché i ragazzi lo meritano nonostante le tante difficoltà, loro si allenano in settimana a 1000, oggi noi siamo venuti in formazione molto rimaneggiata, ma non mi piace mai parlare di questo e non ne voglio neanche parlare, perché oggi sono andati in campo 5 under, c'erano tanti ragazzi e qualcuno ha fatto anche le soldi in Serie D oggi e quindi noi dobbiamo continuare a lottare indipendentemente da tutto e fare queste prestazioni. Questa prestazione in un campo difficile è una prestazione che lascia ben sperare. Rispetto a Brindisi ha trovato un rotolo migliorato, maturato? I ragazzi più passa il tempo e più crescono, io lo avevo 2 anni fa dove addirittura da 99 era ancora under, però per me un giocatore così under non lo è e infatti lui gioca anche non da under, questa è la cosa che a cui io faccio i complimenti, è un ragazzo che ho sempre sentito e che continuerò a sentire, è un ragazzo speciale a cui nascono poi determinati rapporti che vanno avanti anche quando non si lavora insieme, quindi faccio i complimenti a lui e a tutta l'Icata, è stata una bella partita, ripeto, potevamo essere più bravi noi o lo avevamo anche fatto per spostarla dalla nostra parte, però prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare.